tutti voi buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Screenshot. Oggi vi accompagneremo in un viaggio davvero speciale, andremo alla scoperta di un angolo di questo mondo davvero molto affascinante, così come molto affascinante è la prospettiva dalla quale andremo a curiosare nel Sud America. Si dice spesso il mondo viene girato in lungo e in largo, sì, questo è vero, ma c'è un'altra dimensione che scopriremo essere altrettanto interessante, affascinante e ricca anche di elementi molto interessanti per chi vuole studiare questo pianeta, soprattutto in prospettiva futura. E allora andiamo subito a conoscere l'ospite di questa sera. Saluto e ringrazio molto della sua presenza Andrea Maroè, grazie per essere tornato qui da noi a Telefriuli, direttore scientifico di Giant Trees Foundation. L'abbiamo insomma conosciuto come esploratore di foreste, esploratore di chiome, grande conoscitore di quelli che sono dei veri e propri monumenti, gli alberi più alti, più grossi anche del nostro pianeta, ed è in effetti qui con noi perché è appena rientrato da una missione molto importante, molto lunga e anche complicata. 4 mesi in Sud America, è così? Sì, 4 mesi nella foresta del Sud America, nell'Amazzonia, attraversando vari stati, quindi Perù, Ecuador, Brasile, proprio restando un po' appeso, diciamo, agli alberi e attraversando proprio queste chiome incredibili che ci sono nella foresta amazzonica. Una missione lunga, dicevamo, che ha insomma, consentito ad Andrea Maroè di studiare sicuramente piante e alberi molto interessanti. Si è arrivati peraltro alla scoperta, alla misurazione dell'albero più alto del Perù, di quello più grosso delle Galapagos. È stata addirittura scoperta una nuova specie in Ecuador. Insomma, parleremo di tutto questo nel corso di questa puntata di Screenshot. Prima però una considerazione che riguarda il titolo che abbiamo scelto per questa puntata, tra le chiome dell'ottavo continente. Qual è questo ottavo continente? L'ottavo continente è uno dei continenti meno esplorati. In realtà dopo l'Antartide, che sarebbe il settimo, l'ottavo continente sono proprio le chiome degli alberi, gli alberi grandi, gli alberi sopra i 70 metri, 50, mettiamo anche 50 metri, costituiscono soprattutto nella foresta amazzonica uno degli ambienti più inesplorati, anche per la difficoltà a raggiungere queste chiome, a raggiungere l'altezza di questi rami e poi a starci dentro e a fare delle misurazioni, a raccogliere informazioni su quella che è una biodiversità incredibile all'interno di questo mondo, che appunto risulta praticamente inesplorato tanto quanto le profondità marine, forse addirittura di più. E intanto vediamo le prime immagini che ci raccontano di questa missione. Partiamo dal Perù, proprio da dove questo viaggio, questa missione è cominciata. In Perù abbiamo visitato 2 parti dell'Amazzonia. L'Amazzonia ce la disegniamo, ce la immaginiamo una grande foresta tutta completamente piatta. In realtà c'è una parte alta dove appunto cresce all'interno, parte dalla cordigliera proprio delle Ande, quindi dalle montagne fino ai 1000-1200 metri, per poi scendere, abbassarsi sui 300-400 metri e effettivamente poi lì diventando abbastanza piatta. Ecco, noi abbiamo cominciato dalla parte alta, proprio con un gruppo. Io ho sempre lavorato praticamente con dei gruppi locali di studiosi, di università e di associazioni locali che mi hanno accompagnato, mi hanno aiutato a cercare questi alberi che prima avevamo individuato attraverso i satelliti, poi attraverso appunto la bibliografia e infine attraverso la conoscenza personale dei locali, degli esploratori, delle guide locali, e siamo andati appunto a cercare di individuarli, misurarli, georeferenziarli e conoscerli anche, perché alcuni non si conoscono appunto addirittura nemmeno le specie. Cosa vediamo in queste immagini? Ecco, in queste immagini abbiamo visto
una fase, in questo momento si vede una fase della misurazione che non sempre è così semplice, anche solo misurare la circonferenza di pianta, ad esempio come in questo caso, a volte anche da epifit, da liane, non è facile neanche prendere la circonferenza, soprattutto perché la circonferenza non si prende solo alla base o a 1,30 m come si fa di norma in un bosco europeo, ma si prende poi a varie altezze fino ad arrivare ai primi rami che possono essere anche a 40-45 metri, proprio per misurare l'accrescimento di queste piante e vedere come crescono all'interno della foresta. Questo che vediamo è un Chihuahuaco, che è un Dipteryx ferrea, che è una delle piante dominanti all'interno della foresta amazzonica ed è anche una delle più preziose, tant'è che viene sottoposta anche a un prelievo illegale con abbattimenti appunto di queste piante che hanno dai 1200 ai 1500 anni, quindi sono assolutamente non sostenibili questi prelievi. Non riusciremo mai a rifare una pianta di questo genere, se non appunto in altri 1200 anni. Però vengono venduti appunto soprattutto nel mercato cinese e anche purtroppo nel mercato europeo come appunto prelievi sostenibili all'interno di una foresta che è una foresta primaria, se non addirittura in certi casi o in certe parti è una delle foreste con ancora alcune parti vergini all'interno appunto di questo enorme tessuto che è l'Amazzonia. Allora, questi sono luoghi che sono insomma, oggetto di esplorazione. Viene da pensare però, sicuramente ci saranno dei luoghi inesplorati, ma questi luoghi inesplorati sono ancora di più se pensiamo alle cime degli alberi. Probabilmente sarete stati in posti dove nessun altro prima era arrivato durante questa missione. Ecco, diciamo che probabilmente a terra il passaggio degli uomini è successo quasi sicuramente nel corso dei millenni, ma anche degli ultimi centinaia d'anni. Ecco, in questo caso, su queste chiome, qui siamo a oltre 54 metri e lì sicuramente non c'è andato nessuno. Abbiamo trovato il nido dell'aquila, abbiamo trovato, ci hanno girato attorno le aree giganti che sembravano contente, molto più dell'aquila che noi fossimo lì. In altri posti siamo stati nuovamente accolti, non dico aggrediti, ma questa volta sono state più brave, dalle scimmie, che inizialmente curiose, poi un po' più aggressive, quindi ci hanno dato un po' di filo da torcere, perché comunque abbiamo collaborato a un progetto che di cui inizialmente avevo parlato col direttore appunto del Centro Sperimentale di Tiputini dell'Università di San Francisco de Quito, per mettere delle fototrappole non più a terra, quindi abbiamo oltre 500.000 immagini a Tiputini di fototrappola poste sul terreno, ma non ne avevamo nessuna posta sulle chiome dei 50 metri, cioè non sapevamo che vita ci fosse, che animali passassero, come si nutrono, che cosa mangiano, dove abitano e soprattutto appunto in questo caso soprattutto rivolti alla conoscenza appunto delle scimmie. E abbiamo collaborato con anche un'università canadese, con una dottoressa canadese, con altri 2 dottorandi colombiani, quindi diciamo che i gruppi comunque erano molto eterogenei e quindi in questo diciamo la mia funzione era anche quella di assicurare che queste persone, che questi studiosi potessero raggiungere queste chiome e quindi insegnargli l'arrampicata in sicurezza anche su alberi che normalmente non vengono arrampicati e che comunque possono presentare insidie anche piuttosto pesanti. Ecco, peraltro noi abbiamo visto, stiamo vedendo queste bellissime immagini raccolte in giornate di tempo sereno, ma sappiamo che questi sono luoghi dove abitualmente piove e quando piove, insomma, piove in maniera seria. 4 mesi in questi luoghi... 4 mesi, praticamente ogni giorno abbiamo preso acqua. Quindi le immagini sono effettivamente le immagini che siamo riusciti a girare quando non pioveva, anche perché buona parte dell'attrezzatura fotografica non poteva stare sotto l'umido, ma soprattutto le batterie perdono immediatamente la loro efficienza. E quindi c'era anche il problema di riuscire poi a mantenere
questa capacità di reportage anche fotografico e filmato che non sempre è stata possibile, soprattutto nei momenti di crisi era l'ultima cosa in cui si pensava, erano le riprese. Ecco, in questo caso ad esempio questo è un ramo e questo invece è un lepidottero, nel senso è il bruco di un lepidottero, si somigliano abbastanza ma uno è velenoso e l'altro no. Questo invece è l'inizio di come un ficus strangolatore abbraccia un albero e questo invece è praticamente dopo 200 anni quando l'albero non c'è più e il ficus ha sostituito all'interno della foresta l'albero, in realtà non stritolandolo ma proprio sostituendolo. È un albero completamente cavo, è stupendo. Ha 7 metri di circonferenza alla base, io sono entrato dalla base, quindi dall'interno della pianta e sono salito fino a 15 metri arrampicandomi all'interno di questa pianta, poi ho dovuto uscire. E queste sono sì, immagini straordinarie per noi che siamo insomma, abituati anche ad ambienti diversi. Sono chiaramente piante bellissime da guardare da ogni prospettiva, ma che cosa significa poi arrivare fino lassù, fino alle cime? Ecco, fino alle cime uno può dire cosa sono andate a fare, nel senso a cercare un record piuttosto che a cercare altro. In realtà è appunto una misurazione della biodiversità, dobbiamo pensare che l'albero, soprattutto in ambiente forestale, in ambiente amazzonico, è un enorme palazzo dove convivono non migliaia ma milioni di specie diverse. Quello che abbiamo appena visto è un altro degli alberi che abbiamo misurato in Perù. Pensate che la sola chioma misura oltre 6.000 metri quadrati di distribuzione, quindi di superficie, di proiezione della chioma. Ne abbiamo misurato un altro ficus che solo con le radici, con la circonferenza delle radici e del fusto arriva a 31 metri. Praticamente è paragonabile a una delle piante più vecchie, il generale Sherman in America. E molto probabilmente, ecco, proprio questo, dove vedete questi apparati radicali enormi, queste alette che sostengono il fusto quasi come fosse un proiettile, e paragonandole all'uomo, ecco, possono raggiungere i 6-7 metri di altezza solo le radici, i bastioni radicali. E qui questa immagine appunto dava proprio l'idea, no, delle dimensioni. Allora noi ci fermiamo, facciamo una breve pausa per la pubblicità, poi di nuovo insieme con Screenshot. Di nuovo insieme con Screenshot, ancora con Andrea Maroè per farci guidare in questo viaggio, accompagnare in questa missione particolarissima in Amazzonia alla scoperta di alcune piante incredibili che abbiamo iniziato a vedere nelle immagini e poi insomma questa prospettiva particolarissima, questa visione dall'alto che insomma diceva giustamente Andrea Maroè, non si tratta di semplicemente, anche se poi fa parte anche quello, voglio dire, della spedizione, la misurazione degli alberi più alti, più grossi, ma non è la caccia al record. Queste sono missioni che consentono di recuperare tutta una serie di dati la cui analisi poi diventa molto importante, ci dà delle indicazioni molto importanti. Allora siamo partiti dall'entroterra e poi... E poi ci siamo spostati in realtà in Ecuador e da lì siamo andati in realtà sulle isole, alle Galapagos, perché l'orto botanico di Quito ci aveva chiesto appunto di periziare uno degli alberi più grandi, se non il più grosso dell'Ecuador, che era un seibo, una Ceiba petranda o il capoc, insomma così conosciuto, che purtroppo si era schiantato in seguito a un fortunale, si erano schiantati alcuni rami. Per l'albero erano rami, ma diciamo che per noi sono già degli alberi enormi perché il diametro sorpassava i 2 metri di questi rami, ce n'erano almeno 5 da oltre i 2 metri e quindi bisognava valutare se era possibile recuperarlo. E inizialmente, dico la verità, io ero abbastanza negativo su questa possibilità di recupero, proprio perché diciamo, è una pianta assolutamente capitozzata, però poi quando ho visto questo esemplare e la capacità
rigenerativa che ha, soprattutto anche paragonandola ad altre piante della stessa specie che siamo andati a visitare proprio sempre sull'isola, ci siamo detti che non si poteva pensare di lasciare a se stesso appunto un esemplare del genere. 17 metri di circonferenza, proprio a 1,30 m, per cui è una pianta veramente incredibile ed è il monumento naturale più importante appunto dal punto di vista forestale proprio delle isole Galapagos. Com'è stata la collaborazione con le persone incontrate appunto nei luoghi visitati e studiati, che immagino avessero anche insomma una funzione importante di guide in territori che non dico ostici, però poco ci manca? Sì, abbiamo collaborato con 7 gruppi scientifici, abbiamo addestrato oltre una quarantina di persone a salire, tra biologi, primatologi, entomologi, però anche molte delle popolazioni locali che invece vanno semplicemente a raccogliere i semi o a raccogliere i frutti o addirittura a raccogliere le talè, il più delle volte per riprodurre appunto queste piante nei vivai forestali, che sono pochi comunque, che cercano di ricostruire, soprattutto dove c'è stata una grossa distruzione, quelle che sono le foreste tropicali pluviali. Quindi insomma anche una condivisione di saperi un po' ad ampio raggio. Sì, direi che è stata una delle cose più importanti questa condivisione, questo passaggio anche di informazioni. Qui appunto abbiamo installato, era la fotografia subito dopo aver installato la prima fototrappola appunto a 40 metri su un ficus ed è stato, possiamo dire, anche un evento importante perché è una delle prime fototrappole, se non la prima, messa in tutto il Sud America all'interno della foresta amazzonica. Abbiamo visto prima le immagini delle scimmie, abbiamo detto curiose, poi un po' più aggressive, e ovviamente vivere in questi posti significa anche entrare a contatto, anche molto ravvicinato, con altri animali, animaletti ai quali non siamo abituati e che magari proprio simpaticissimi non sono. Diciamo che ecco, le tartarughe forse sono tra le più simpatiche, però abbiamo appunto avuto problemi con serpenti, con le scimmie, abbiamo quasi incontrato un puma, l'abbiamo poi preso con la fototrappola, è passato 5 minuti prima che passassimo noi, in pieno giorno, poi appunto ci sono ragni, rane velenose, serpenti, anche qui arborei. Pensate che solo all'interno di alcune piante e di alcune epifite ci sono delle piccole rane che vivono costantemente a 50 metri senza mai uscire da queste piante, però ci sono anche scorpioni. E l'altra cosa difficile che abbiamo incontrato era appunto il problema dell'acqua che ci ha letteralmente sommerso e ha sommerso la foresta, si è alzata di 6 metri oltre il livello normale, per cui certe volte eravamo veramente, dovevamo attraversare la foresta attraversando le paludi, immergendosi quasi completamente nell'acqua e questo non è, cioè non ci si poteva, in 100 giorni non ci siamo mai asciugati del tutto, no? Quindi anche abbiamo buttato via alla fine vestiti e tutto quanto, che non avevano nessun senso, non si riusciva proprio. E forse questo è stato, cioè, mentre diciamo da noi camminare 30-40 km al giorno una persona allenata lì fare 5 km nella foresta in un giorno era già devastante. Ecco, noi nelle nostre notti estive e anche di giorno in realtà siamo tormentati dalle zanzare, ma probabilmente poco sappiamo di cosa significhi veramente essere tormentati dalle zanzare. Beh, ecco, lì ce n'era una discreta quantità, io ho sempre pensato di essere praticamente immune perché tutte le altre spedizioni beccavano gli altri miei colleghi e quindi io non sono stato beccato. Stavolta mi è bastata una, ho preso il dengue e insomma per almeno una ventina di giorni diciamo che non sono stato tanto bene. Ecco, quindi questo è quello che può capitare in missioni di questo tipo, una ventina di giorni che non sono proprio pochissimi in questi ambienti, poi insomma... Sì, e se sei nella foresta non è che puoi andare uscire e andare direttamente in ospedale o prendere gli antibiotici, e quindi devi aspettare che
che passi e continuare a lavorare, anche perché poi eravamo lì per quello. Ecco, la domanda successiva è proprio questa. 4 mesi di missione, tanti dati raccolti, adesso che succede di tutto questo materiale? Qual è lo step successivo? Lo step successivo, adesso siamo in partenza per Palermo, dove porteremo dei prelievi che abbiamo fatto per il DNA, probabilmente per la scoperta appunto di una nuova specie di ficus, quindi li sta studiando l'Università di Palermo, con l'Orto Botanico di Palermo, con cui abbiamo una convenzione, e l'Università di Quito. Se poi si scoprirà che effettivamente è una nuova specie, ci sono circa 700 specie già riconosciute di ficus all'interno del genere Ficus, potremmo anche dargli un nome, quindi abbiamo scoperto effettivamente una nuova specie. E io scherzando quando sono sceso ho detto questo lo chiamiamo Ficus maroensis, mi piacerebbe ma non potrà essere così perché poi il nome viene dato dalla comunità scientifica. Che accetta suggerimenti o no? No, non credo, sono abbastanza permalosi quindi. Ma diciamo che questa è una delle parti, sono assolutamente felice se abbiamo contribuito alla scoperta di una nuova specie, ma forse la parte più importante è proprio quella di raccogliere dei dati per la salvaguardia della foresta, che sicuramente di cui sicuramente fanno parte anche le nuove specie, ma di cui è importante conoscere le specie che sono già presenti, studiarle, perché poco effettivamente sappiamo di questo ottavo continente, come l'abbiamo chiamato, che è veramente studiato pochissimo. Cominciamo adesso a raccogliere informazioni. Noi è proprio il primo step, diciamo che noi facciamo solo la carta d'identità, quindi altezza, circonferenza, dove stai, che colore degli occhi hai, e questo è il primo step che diamo, che consegniamo poi all'università, che passano allo step successivo per valutare poi tutti gli altri aspetti. Altro aspetto, magari alcune volte l'ho anche già raccontato, è proprio quello di un'approfondita conoscenza di quella che è l'altezza della foresta, altezza media della foresta amazzonica, che soprattutto in questo momento è quella che garantisce la maggior asporto di anidride carbonica, e quindi sapere l'altezza o sbagliare l'altezza di un paio di metri della media della foresta amazzonica vuol dire anche sbagliare, da un certo punto di vista, quelle che sono le politiche ambientali e economiche dell'intero pianeta. Quindi questo per precisare meglio il significato, insomma gli obiettivi di missioni di questo tipo. Allora abbiamo ancora un paio di minuti a nostra disposizione. Si parlava prima di salvaguardia delle foreste che vanno tutelate anche, se non forse soprattutto, dall'attività umana. E c'è forse un punto comune, pensando al Brasile, pensando a quanto è accaduto in quest'ultimo periodo nella nostra regione, alle imprese con roghi, con incendi, certo condizioni molto diverse, poi dopo quello con cui ci si trova a fare i conti, magari qualche elemento comune ce l'ha. Sì, diciamo, io ho seguito un po' per quello che si riusciva a seguire anche le vicende appunto del nostro Friuli, dei roghi appunto soprattutto sul Carso, ed erano abbastanza paragonabili a quello che succede poi soprattutto in Brasile, dove questi incendi sono per lo più dolosi e servono per creare nuovo terreno, pensare di creare un nuovo terreno, poi in realtà non è così, perché questo terreno si consuma facilmente, alcune volte appunto anche proprio si degrada con lo stesso incendio, con la potenza dell'incendio, e questo è proprio uno dei problemi che sicuramente avremo poi sul Carso, cioè la perdita di suolo biologicamente utile, di superficie umica che si è creata a fatica nel corso di centinaia d'anni. Ricordiamo che il Carso subito dopo la prima e anche la seconda guerra mondiale era praticamente già completamente disboscato, quindi c'è stata un'operazione di lavoro dell'uomo che in questo momento è stata completamente persa, quindi bisogna ricominciare ad aiutare il recupero della foresta. Ecco, proprio l'ultima tappa del nostro lavoro è stata proprio quella di andare all'Istituto Terra, che è una fondazione voluta da Sebastián Salgado, che è un fotografo anche molto conosciuto, per recuperare proprio la foresta amazzonica. E l'opera di recupero con l'innesto delle nuove piante, eccetera, è comunque una cosa dispendioso dal punto di vista economico, energetico e anche molto faticosa, non è detto che si riesca, per cui sarebbe sempre meglio non arrivare a questi punti.
E allora abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. A questo punto speriamo di avere presto aggiornamenti e sapere se effettivamente è stata scoperta, no? Una nuova specie, e a questo punto anche quale sarà il nome eventualmente che il comitato darà a questa specie. Grazie ad Andrea Maroè per essere stato con noi, per averci raccontato di questa missione, di averci mostrato anche queste bellissime immagini, e appunto non ci resta che rimandarvi al prossimo capitolo di questa bellissima storia. È tutto per questa puntata di Screenshot. Arrivederci.